Salars. Mi ricordo quando ero giovane, ero via per il Piemonte e mi chiedevano dove sei tu, no? E io dicevo, beh, sono carnico, poi dicevo friulano, poi alla fine dicevo 200 km sopra Venezia e nessuno sapeva dove ero nato, dove era la mia terra, insomma, no? Il Giro d'Italia lo fa conoscere, è una cosa bella, abbiamo territori che sono stupendi. Io dico sempre che vivo in paradiso, non vivo così, è un posto banale. Fuori adesso c'è primavera, sono i meli in fiore, sono le foglie che esplodono, no? È qualcosa di meraviglioso. C'è poca gente purtroppo, ma è bello così, a me piace, sono un po' selvaggio, stato tutta la vita, ho amato le montagne. Tu che sei stato il fondatore della scuola dello sci sullo Zoncolan, come senti questa montagna a parte nella tua vita? La sento abbandonata, è vero, perché la gente cala di giorno in giorno, noi siamo sempre fregati, mandiamo i figli a studiare, diventiamo poveri per pagare l'università e poi non tornano più perché non c'è lavoro per loro, no? Una figura così importante, un punto di riferimento per tanti alpinisti come lo sei tu, vuoi dare un augurio a tutti gli sportivi e a tutti i tifosi che poi assisteranno alla tappa che affronterà lo Zoncolan? Ma sicuro, perché l'occhio vede ciò che il cervello sa. Io mi auguro che la gente quando arriverà in Zoncolan, spero sia bel tempo, che guardi attorno al panorama, che guardi lungo la strada andando sui funivie della Boschetto, che possa ammirare il panorama, vedere gli alberi, vedere la natura, che possa godere e che impari a godere di questo ambiente. Ok, grazie Stagione. Bitte, bitte! Chissà dove sei, mia dolce anima, forse sulla luna bere un caffè e non mi fa male che più non ci sei. Tengo il tuo amore qui dentro di me, grande mistero il cielo è, come l'amore che
ho per te, che gli occhi non vedono, parole non spiegano, mia dolce anima dentro di me. Che gli occhi non vedono, parole non spiegano, mia dolce anima dentro di